Prego. Cracolici è l'assessore all'agricoltura, è un politico, è da parecchio che conosce i problemi dei consorzi. Non può oggi in uno stato emergenziale, cioè quello in cui bisogna dare un servizio agli utenti, risponde che il problema lo risolverà fuori stagione. È paradossale, è come dire io sono pronto con la mia famiglia a fare la vacanza di luglio e agosto, però mi si guasta la macchina. Allora chiedo all'unico meccanico di zona di risolvermi il problema della macchina per andare a vacanza e lui risponde la risistemerò entro dicembre. Quindi una persona che ha i pieni poteri per poter preparare in maniera definitiva la risoluzione strutturale ed emergenziale dei consorzi di bonifica in Sicilia deve mettere mano a quello che già è una riforma partita nel 2014, mai completata, già presentata all'assessore all'economia Alessandro Baccei, e quindi devono prendersi la cura e l'onere di risolvere un problema della propria regione.